È alla fonda, a 1,5 miglia da Lampedusa, la nave Ionio, battente bandiera italiana del progetto Mediterranea, che ieri ha soccorso 49 migranti, tra cui 12 minori, davanti alle coste libiche. L'imbarcazione, che non ha l'autorizzazione allo sbarco, è circondata da 3 motovedette, 2 della Guardia di Finanza e una della Guardia Costiera. Ieri Mediterranea aveva chiesto alle autorità italiane un porto sicuro prima di dirigere il timone verso nord in direzione Lampedusa. Adesso è 1 miglio dalla Maggiore delle Pelagie perché non le è stata concessa dal ministro dell'Interno Matteo Salvini l'autorizzazione allo sbarco. Stanno sostanzialmente commettendo il reato, a mio modestissimo avviso, di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, perché hanno raccolto questi immigrati in acque libiche, stava intervenendo una motovedetta libica, non hanno obbedito a nessuna indicazione, hanno autonomamente deciso di dirigere verso l'Italia per motivi evidentemente esclusivamente politici, non hanno osservato le indicazioni delle autorità, se ne sono fregati dell'ALT e della Guardia di Finanza. Ora, se uno Stato esiste, se delle convenzioni internazionali esistono, se delle leggi esistono, se dei confini esistono, non è la prima nave capitanata da 2 tizi dei centri sociali che può decidere cosa si fa e dove si va. Possono essere curati, nutriti, vestiti, gli si dà tutti i generi di conforto, ma in Italia, per quello che mi riguardano, col mio permesso, non mettono piede. La nave Mare Jonio è italiana e il nostro porto è aperto e pronto ad accoglierla. I migranti salvati in mare vanno fatti sbarcare, curati e rifocillati. Così commenta il sindaco di Lampedusa, Totò Martello.